Buongiorno a tutti ragazzi, oggi parleremo di ipnosi regressiva alle vite precedenti. Secondo Brian Weiss, un psichiatra ipnologo, ipnosi regressiva, l'anima sarebbe immortale. Quindi lui dice è un'emozione sentirsi essere immortali ed eterni che sappiamo che abbiamo già vissuto e che vivremo ancora e ancora e ancora di nuovo. Quindi lui dice solamente che il corpo umano è un involucro, ma in effetti noi esistiamo da sempre. In effetti lui è uno psicologo, ipnologo, lui è stato anche, se vi ricordate, in Italia dove partecipò al famoso, come si chiamava, Mistero d'Italia 1, dove fece anche un'ipnosi regressiva qui in Italia. In effetti Brian Weiss ritorna in Italia nel 2019, cioè questo anno, non so quando ragazzi, per 3 giorni verrà qui in Italia, non so che parte, ciao avvocatella, quindi non so in che parte d'Italia verrà, però se in qualche cosa poi lo scriverò sotto al commento se so dove va. Lui dice che siamo contenitori e siamo pieni di questa eterna, immortale, diciamo, vita. Nel momento in cui diventiamo più mistici, scopriamo che queste anime, così come i corpi, sono connessi tra di loro, poiché tutto è fatto della stessa sostanza. Dice che le nostre anime sono tutte connesse tra di loro. Dice che le persone considerano difficile accettare la reincarnazione perché hanno paura di ciò che non conoscono. Se solo dice avessero una mente un po' più aperta, non solo gli scienziati ma pure le altre persone, basterebbe osservare e guardare. Ciao Federica. Quindi la meditazione secondo lui può insegnarci come farlo. Diciamo, sarebbe bello lasciarsi andare proprio le stesse paure. Diciamo che anche Platone ha scritto sulla reincarnazione, così anche i greci credevano come ci credevano le antiche civiltà. Quindi in effetti la reincarnazione si trova in tutte le religioni. Viene da così lontano, dice che neanche noi sappiamo da dove venga. In effetti è stato fatto fuori dal cristianesimo perché fu fatto che chiunque credeva nella reincarnazione fosse dichiarato eretico. Quindi diciamo che è stata abolita con il cristianesimo, oppure venevi giustamente giustiziato, quindi la reincarnazione diciamo è stata fatta fuori dal cristianesimo. In effetti vi ricordate bene le crociate, ciao Steller, chi non credeva ragazzi veniva ucciso in effetti, quindi la reincarnazione la credevano in tanti, poi è stata tolta da mezzo perché altrimenti ti facevano passare a miglior vita. Diciamo che le vite precedenti sono più o meno intorno alle 100, non di più, non come il buddismo. No, lui non parla né di buddismo né di induismo, in effetti lui non crede al buddismo, all'induismo, lui crede nella reincarnazione dell'anima, non crede alla filosofia buddista né a quella induista. In effetti lui crede nella reincarnazione solo dell'anima. Non è che lui è buddista, diciamo, oppure induista, quindi lui non parla di religione. Quindi dice che le anime sono finite. No, lui, dico, lui stesso, questo che ha fatto questa teoria, non è buddista e neanche induista. In effetti lui crede solo che, siccome ha fatto tante ipnosi regressive in tanti anni, lui è riuscito a trovare tante vite precedenti in tante persone, che a volte queste vite precedenti sono servite a far, diciamo, guarire
qualcosa che stava, diciamo, nella nostra vita presente. In effetti qualche paura che ci portavamo dietro, semmai era legata a una vita precedente, oppure se tu hai una paura o una fobia di una cosa, può darsi che questa tua fobia sia legata a una vecchia vita precedente. In effetti un bambino andò a farsi l'ipnosi regressiva. Questo bambino aveva Brian West, è uno scienziato psicologo ipnologo, lo puoi trovare tranquillamente anche in libreria. Brian West, lo puoi trovare anche su Google dopo se vuoi, quindi è conosciutissimo. Dopo sotto al commento ti scrivo esatto come si scrive bene. Si scrive Brian Weiss. Poi te lo vai a cercare tu. Comunque è venuto anche in Italia, a Roma, e verrà nel 2019 qui, ma non so in che parte. In effetti questo bambino aveva paura dell'acqua. Questo Brian West, che è un americano, partiamo da questo, fece l'ipnosi regressiva. In effetti nella vita precedente a questa qui, lui era morto affogato in un lago. Quindi, facendolo ritornare indietro con la mente nella vita precedente, lui poi in questa vita qui ha perso questa sua fobia per l'acqua. Lui odiava l'acqua, proprio non voleva farsi bagno, non voleva lavarsi, la mamma non si faceva capace per questo bambino, non voleva entrare in contatto con l'acqua. Quindi quando l'hanno portato da questo ipnologo, psicologo, psichiatra, questo qua ha tentato, ha detto posso fare l'ipnosi regressiva per vedere se c'è qualcosa di vecchio dietro, e la mamma ha accettato in effetti. E in effetti nella vita precedente, a soli 18 anni, era morto affogato nella vita precedente. Quindi si era reincarnato in quel bambino che stava facendo adesso l'ipnosi regressiva e si era trascinato, diciamo, in questa vita questa fobia per l'acqua, perché giustamente era morto così. E poi era riuscito a passare questa sua fobia. Quindi in effetti può essere una coincidenza, può essere cosa, ma c'è proprio un libro che anche lo puoi comprare, non so in che parte si trova, però ci sono malattie che sono state guarite grazie a questa ipnosi regressiva, che andando indietro nelle vite precedenti si è scoperto che qualcosa ha influenzato, diciamo, la vita poi dopo. In effetti, andando indietro e ricordando quel momento lì, poi ritornando di nuovo nel presente, è andata via quella psicosi, quella forma, diciamo, che si era portata dietro. Anche perché Brian West dice che c'è un blocco in effetti che, diciamo, l'anima non può ricordare mai la vita precedente, perché sarebbe troppo per la mente umana capire che tu già stai qui da 10, 20, 30 anni, diciamo 30 vite, 40 vite, quindi sarebbe proprio una confusione totale. Quindi la coscienza, l'anima, una volta morta, può reincarnarsi subito oppure aspettare un po' di tempo. Poi lui dice che se ci sono delle morti violenti, l'anima si rincarna più velocemente. Se invece la morte è stata più normale, allora ci metterà più tempo per reincarnarsi. Quindi diciamo che lui questo dice, diciamo, in effetti è una persona molto famosa, ragazzi. Ecco qui, le persone che muoiono di morte violenta o i bambini di solito tornano più in fretta. Per le persone che vivono più lungo e muoiono in pace, può esserci un tempo più lungo tra le vite, anche 100 anni o più. Quindi se uno fa una bella vita e muore in santa pace di vecchiaia e tutto, la prossima reincarnazione può avvenire anche tra 100 anni. Sì, Danny, ciao. Quindi lui dice che tutte le anime sono connesse tra di loro, quindi dice che non ci sono anime nuove. In effetti tutte le anime, che non è che muoio io e viene un'altra anima, cioè
tutte le nascite che ci sono non sono anime nuove, in effetti, sono anime già che stavano qui. Non è che ogni volta che nasce un bambino arriva un'anima nuova, no, sono anime che già stavano qua, che si stanno reincarnando. Non è che ci sta fila di anime che ogni volta esce un'anima nuova, quindi sono anime che devono evolversi ancora di più. Non è che ogni volta che nasce un bambino arriva un'anima nuova, no, sono tante anime che stanno qui dall'inizio dei tempi, ragazzi, quindi diciamo che quindi diciamo ognuno di noi può essere maschio in una vita e donna in un'altra e viceversa. Lui dice di sì, sembra che ci sia frequentemente il passaggio da uno all'altro stato, si può avere preferenza, ma senza dubbio diciamo si può essere sia donna che uomo, quindi non è che l'anima poi sceglie il sesso in effetti, quindi puoi nascere donna, puoi nascere uomo, quindi non esiste diciamo come coesistono predeterminazione e libero arbitrio. E il dottor Brian Weiss dice: qualcuno una volta mi ha detto la vita è come stare su un autobus. Ha percorso un predeterminato, ma la persona con cui scegli di sederti, come ti comporti, che cosa dici, fa parte del libero arbitrio. Stiamo parlando dell'ipnosi regressiva. Quindi diciamo gli fanno una domanda, dice: lei ritiene che qualcuno di noi sia nato con certi valori ideali? E lui dice sì, e questo è il nostro scopo, perché venga integrato un livello più profondo, al livello del cuore dell'anima dove avviene il vero apprendimento, in modo che l'anima man mano diciamo si evolva, quindi che diventi sempre più perfetti. Quindi dice che noi siamo tutte anime che stiamo tutte connesse, diciamo, siamo tutti che ci conosciamo da sempre e quindi diciamo che noi siamo eterni in effetti, noi lo siamo stati, lo saremo e lo sapremo per sempre, diciamo, quindi non è che la vita finisce, poi ci può stare uno spazio di tempo, la persona poi ritorna di nuovo. Giustamente non è dato ricordare chi eri prima, anche perché psicologicamente, ragazzi, sarebbe pure anche troppo sapere che anche se ci sono stati casi in cui alcuni hanno ricordato, ci può stare tipo un déjà vu che ti fa ricordare chi eri prima, ma non capita, diciamo, normalmente capita a poche persone questo déjà vu, in effetti di essere stato, di ricordare una cosa che hai già visto ma non ricordi di essere stato lì, ma penso che a parecchi di voi è capitato tipo un déjà vu di andare in una parte che voi già avete visto, anche se sapete che lì non ci siete mai stato. Penso che a molti, anche a me è capitato, sono andato in un luogo, ho detto ma io qua conosco, però io sapevo che era la prima volta, però sa, a volte uno dice vabbè, è capitato, forse boh. Allora, poi a parte questo, il dottor Brian West dice che Dio, sì, sì, ma dice che noi alla fine ci riconosciamo tra di noi, anche se non lo sappiamo, diciamo, le anime si riconoscono. In effetti siamo connessi a Dio dal momento che diciamo è lui l'essere superiore che diciamo organizza tutto. In effetti Dio, Gesù esistono, in effetti non è che qua si parla di buddismo o si parla di induismo, qua si parla che Dio ha dato diciamo queste anime diciamo si rincarnano sempre, quindi non è che nascono anime nuove, no, no, qua si parla sempre di Dio e di Gesù, non si parla di induismo e buddismo, qua si parla che questa cosa è di Dio, quindi non si parla di al buddismo oppure induismo, dice che siamo tutti connessi a Dio
dal momento che Dio è un essere superiore che ha creato il tutto. Quindi lui questo dice, quindi lui non parla di un'altra religione, lui parla semplicemente di Dio e di Gesù. Quindi dice che noi siamo connessi a Dio per sempre con Gesù. Quindi la regressione alle vite precedenti può essere fatta con ipnosi regressiva da persone con un metodo molto antico che favorisce un ricongiungimento spirituale con la memoria della propria vita passata. Sì, sì, a parte che Dio è uno solo, non si mette in dubbio. Però a volte questo andare indietro con la ipnosi regressiva può guarirti da qualche cosa che, diciamo, ti ossessiona in questa vita. In effetti il fatto del bambino che odiava l'acqua era perché nella vita precedente era morto affogato nell'acqua, quindi lui aveva questa paura che si era portata dalla vita precedente, anche se non lo sapeva, ma aveva influito sulla vita che stava vivendo. Poi, grazie all'ipnosi regressiva, avevo capito che cosa lo faceva mettere paura e la fobia dell'acqua gli è passata. In effetti, questa qua può anche servire per guarire da qualche cosa che tu hai paura. Ad esempio, lui ha notato che molti ragazzini avevano tipo delle voglie dietro la testa. Una volta è andato un ragazzo che aveva tipo una voglia grande dietro la testa e ha fatto l'ipnosi regressiva. L'ipnosi regressiva in effetti che cosa ha fatto capire? Il ragazzo a 27 anni era stato ucciso con una pistola alla testa. In effetti quella voglia che lui aveva la testa era semplicemente la morte violenta che aveva subito nella vita precedente, quindi non era una voglia, diciamo che come noi pensiamo, la voglia quando la mamma si tocca gli viene la voglia della frutta oppure di una cosa, si tocca ed esce la voglia di vino oppure la voglia di quella voglia che aveva dietro la testa era la stessa posizione dove lui era stato sparato e ucciso nella vita precedente a questa qui. Quindi quella, diciamo, voglia che aveva nella testa era soltanto un ricordo della vita passata che si era portato appresso. Quindi non era, era tipo come una cicatrice dietro la testa, era nato così. Giustamente avevano detto è una voglia, può capitare quante persone ce ne stanno che hanno voglie, e ad esempio questa qua aveva la voglia giusta proprio dove era stato sparato in testa, dietro la nuca. Quindi manca a farlo apposta, la voglia si trovava nel posto esatto dove lui aveva ricevuto il colpo di pistola alla testa, quindi e allora si vede che stai complicato, avvocato. Allora, avvocato, te lo dico io e te la faccio io, l'ipnosi regressiva a volo a volo. Allora, tu sei misteriosa, sei strana, quindi diciamo che nella vita passata eri una strega e sei stata messa a rogo, quindi perciò hai paura di tutto questa cosa. Quindi va bene questa? Tu hai anche tu questa mania delle streghe, diciamo di Salem. Allora si vede che nella vita passata forse eri una strega e sei stata messa a rogo. E quindi ecco tutte le tue paure. Quindi diciamo così che è meglio, va. Quindi ragazzi, non lo so quando questo qui verrà, se riesco a sapere quando verrà la verità ci vorrei andare per vedere che cosa dice, perché è un argomento che mi è sempre piaciuto sapere, anche se questo qua sta in America, quindi in Italia. No, è un altro guai, mo. Asteroidi in rotta di collisione con che cosa però, Stellar? Qua ogni giorno succede un casino. Ma non lo so, Federica. Io poi li vedo solo passare. Ah, con la Terra, Stellar. E quando capiterà più o meno? Le hanno detto a breve oppure a Popis, che cos'è? Dove l'ha letto, Stellar, questa qua?
Qua ogni giorno mentre facciamo le dirette, ragazzi, succedono solo guai. Sì, dimmi il nome così vado a controllare. Oggi è San Giuseppe da copertina, quindi è meno mastica allora, San Giuseppe. Ma non è vero, a me 19 marzo. No, mica è offensivo, no, no. Sì, è vero, è 19 marzo, San Giuseppe, avvocato è San Giuseppe da Copertini, non sapevo nemmeno che esisteva. Ora dobbiamo aspettare in Terramnia. Questo è l'asteroide in Terramnia. Qua succedono solo guai, ragazzi, qua. In Terramnia. Ci manca solo questo e poi stiamo a posto, ragazzi, proprio stiamo proprio... Allora, nuova scheda. Ma dove l'ha letto più o meno Stellar? Interramnia. A forza che vogliamo estinguerci. Non lo so. Perché ho scritto Interramnia ma non mi esce nulla. Asteroide devo scrivere. Ma nessuno può cancellarti. Federico. Neanche io perché in effetti io quando sto in diretta non posso cancellare neanche nessuno, in effetti. Posso bloccare, in senso che non scrivi più, questo sì, ma diciamo fare proprio cancellare no. Quindi ragazzi diciamo io ho trovato in Terramnia è un asteroide distanza dal Sole 300. Forse è uno sbaglio loro, sì, sì. In effetti ragazzi, Brian West arriverà in Italia, non lo so, devo vedere. E toss. Dobbiamo vedere Brian Weiss, psichiatra, sì, in Italia, quando arriverà, non lo so. In Italia, nel 2019 lo riporta. Pensa, FT3. Vabbè, ma me lo segno un attimo, FT3. Qua ogni giorno c'è un guaio. Allora, FT3. Ok, grazie Stellar. Dopo controllo un attimo e vedo che cosa sta succedendo. In effetti, ragazzi, questo Brian West arriverà nel 2019 in Italia, starà 3 giorni. Quindi questo ha venduto 100 milioni di libri, ragazzi, quindi pensate che non è proprio uno sciocco, quindi è una persona che è molto famosa, ma molto molto molto. Ragazzi, comunque sotto a questo video come saprò in che parte d'Italia starà io vi faccio sapere, ragazzi. Adesso non lo so, però diciamo che come saprò quando arriverà in Italia ve lo metterò. Chi ci vuole andare ci andrà. Io la verità vorrei andare a farci un giro per vedere che cosa dice, che cosa fa. Diciamo da un impatto stellar, secondo me, no, da impatto credo. Secondo me da un impatto tra due pianeti, forse, sicuramente. Poi siete voi più esperti di me, non lo so, io ho fatto solo un'ipotesi. Penso che forse si è staccata dalla nostra Terra ed è nata la Luna, forse. Forse qualche asteroide, qualche grande pianeta ha colpito la Terra, si è staccato un pezzettino da noi e poi si è formata la Luna, forse.
Diciamo, l'ipotesi è questa qui più o meno, diciamo quella che è più accreditata, diciamo. Comunque ragazzi, oggi sto leggero ragazzi, oggi è leggero, oggi petto di pollo e insalata. Creazione collusione, un asteroide ha levato un pezzo dalla Terra, come ho detto io, allora stavolta ho indovinato. Avvocate, ma noi ci possiamo scassare sempre, tu che ti hai mangiato, amo? Ma per venire da come già fa salsiccia di bra, qualche cosa micidiale. Francesco oggi non ci sta, chissà, sta a dieta, secondo me starà male. Secondo me Francesco non ha proprio voluto prendere parte alla cosa, invece Alessandro secondo me sta a scuola forse, quindi Francesco sta a lutto. Vabbè, leggero intendo alla fine petto di pollo e insalata, quindi leggero. Invece Avvocatella fa anche lei le cose leggere. Riso, petto di pollo, zucchine, queste qua per me sono cose leggere. Poi già se incominciamo a fare cose più elaborate, allora incomincia... Ah sì, io ho fatto insalata verde, quindi lattuga e petto di pollo. Invece Avvocatella fa fegato di piccione, fegato di piccione. Non l'ho mangiato. Di solito di questo periodo, mo qui a Salerno, si fa la milza, a meusa, come si chiama in siciliano. Solo che va fritta in tanto olio. Ah, essendo strega, diciamo, Avvocatella si è mangiata il fegato del piccione. Quindi Avvocatella ha visto, tutti quanti dicono che sei strega. No, 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 Avvocatella fai rituali quando cucino, quindi fa le bombe. No, a me non va bene il mio fegato, è molto grasso, non va bene, quindi è difficile da digerire. Sì, questo l'avevo letto, Stellar, che l'aggregazione di tutti questi pezzi che si sono staccati dalla Terra poi hanno formato la Luna, sì. Questa qua l'avevo letta, questa ipotesi. Motivo di quest'altro asteroide che combina, qua ogni giorno esce un asteroide, basta. Fra poco, fra il collezionista di scosse e quello di asteroide. No, ma ce l'ho sempre avuta questa passione per la cucina, infatti dovevo fare l'alberghiero, poi ho fatto il nautico, quindi ho sbagliato proprio indirizzo di scuola in effetti. Poi in effetti l'ho fatto anche sulla nave, il cuoco, quindi in effetti ho sbagliato scuola io non dovevo andare al nautico, ma dovevo andare all'alberghiero. Mm, sì, sì, questo l'ho letto, questo l'avevo letto anche questa cosa qui. Anche se la cosa più micidiale per oggi per la Terra sono tutti questi asteroidi. Hai visto quello che è passato lunedì in Spagna? Ciao Heidi, lunedì sera alle 21:30 in Spagna è passato diciamo un asteroide. Ho fatto il video primo, Stellar, infatti ci sta sotto al video, poi nei commenti ci sta anche un video che ho preso e puoi vedere proprio la scia, diciamo è tutta il video, la sequenza del video. Sì, anche io mi vedo nel paranormale, sì. Faccio il paranormale, Avvocatello fa la strega, stiamo a posto. Stellar fa l'astrologo e stiamo a posto. Quindi facciamo terra, mare e cielo qua. No, a me non mi piace viaggiare, avvocate. Non cominciamo che l'aereo mi fa paura, quindi nasco per né cosa. Se andiamo andiamo con l'auto, perché manca per la nave non è sicuro fatto.
Franco, hai il raffreddore? No, no. L'argomento, stavamo parlando dell'ipnosi regressiva. In effetti diciamo che un scienziato ipnologo crede che le nostre anime sono eterne, quindi siamo sempre nati, rinati e rinate. Ciao, certo Franco, che no? Ciao Franco, figurati che non lo devi dire proprio. Franco Angelo Porcelli. Un saluto da Salerno, Franco. Qua ragazzi fa ancora caldi, io se prendo a quello che fa la previsione media, a parte io, diciamo a parte me che vado appresso a loro, lo affogo, ti giuro. Non so, hanno detto che domani incominciava il freddo, la pioggia, ma ragazzi, ma qua non si vede proprio nulla. Quindi secondo me questo dei metri, secondo me sbagliano proprio tutti, no uno. Eppure me ne controllo 10, 11, dici non è giusto, tu controlli uno solo e vabbè. Io ne controllo 10, 11 fra quello americano e quello italiano e quello pure quello giapponese sto guardando ultimamente. Certo, allora un saluto all'amico Giorgio Terragni. O Gorgio, ma non credo Gorgio Terragni. Penso più Giorgio Terragni, poi non lo so. Io ho già mangiato petto di pollo e insalata, ragazzi, quindi oggi light, leggero come Francesco. Solo che Francesco non lo trovi lì, non ci sta. Non ci sta, non ci sta. Giorgio, allora ho detto bene, perché ho detto Gorgo e ho detto ma forse ho sbagliato a scrivere, in effetti ho detto bene. Va bene ragazzi, vi saluto, vi auguro buon appetito a tutti, non mangiate pesante, anche perché fa cavolo, io guida non si può. No, 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 adesso mi hanno detto di salutare Franco Giorgio, quindi io sta in collegamento adesso Stellar insieme a noi e quindi io l'ho salutato, capisci Stellar? Perché Franco, vedi che ci sta anche Stellar Nova in collegamento insieme a te qua sul canale, in effetti. Sì, sì, presto, presto, sì, sì, a luna. Oggi ho fatto prestissimo. No, non lo conosco, Stellar, solo che adesso si è messo in collegamento e ha detto se lo salutavo e quindi l'ho salutato. Quindi l'ho visto adesso il suo nome e mi ha chiesto se lo salutavo. Ma non sapevo che era tuo cugino, quindi non lo so, l'ha detto tu adesso. Ciao Heidi. Vabbè ragazzi, andiamo. Sì, sì, c'ho Telegram, sto sul sito che mi ha dato Stellar, in effetti, quello astronomico, che ci sta Astrospaz, ci sta Stellar, sì, su Telegram sì, sto su questo sito astronomico che mi hanno invitato i ragazzi, questi Stellar mi ha invitato su questo canale, diciamo, per vedere le notizie più o meno astronomiche, diciamo. Quindi su Telegram sì, mi sono iscritto un paio di giorni fa proprio per avere delle notizie, delle foto che mi avevano mandati. Mi ha mandato un ragazzo, Marco Kenway, l'ho mandato al sito questo qua astronomico e mi avevano detto che quelle foto in effetti erano oggetti non identificati, quindi UFO. Cioè i ragazzi non hanno trovato nulla che poteva essere qualche cosa. Non era una stella, non era una cometa, non era una meteora, non era un pianeta, non era una galassia, quindi secondo loro è un oggetto non identificato, quindi un UFO, non ci stava nessuna cosa che era simile a quella che io avevo mandato. Tutto bene, tutto bene. Come sempre saltiamo da un argomento all'altro, quando faccio il video parto per una cosa e finisco per un'altra. Dal mangiare passiamo all'ipnosi, dall'ipnosi agli UFO. Vabbè, il bello della diretta è anche questo in effetti, che tu mentre parli di una cosa ne puoi parlare di un'altra, invece quando faccio il video poi lo posto, finisce là, lo leggete e finisce là.
Sì, sì, e poi no, ma puoi camminare da un argomento all'altro senza bisogno di parlare, diciamo, della stessa cosa. Poi la diretta è diversa perché, come vedi, tu mi dici una cosa, io ti rispondo, quindi è come se stiamo, diciamo, a telefono, diciamo. Tu mi scrivi, io ti rispondo, quello mi scrive, io rispondo a te, quindi è come se tutti quanti stessimo connessi sulla stessa chat. Quindi è come se stessimo su WhatsApp tutti quanti a chattare. Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti, voglio vedere questo asteroide che mi ha detto Stellar. Che succede? Sì, ho capito del tramonto, sì, sì. Era bello, sì, sì. Ho aspettato il sole che si nascondeva, ho detto finalmente è venuta una di giretto. Sì, sì, da qua tutte le sere oramai è così. Mai che un giorno esce che faccio la diretta della pioggia, ma che fa la diretta della pioggia? Mette il telefono collegato e non lo tolgo da fuori al balcone, da sale, faccio la diretta 24 ore. Pure se non sto vicino al cellulare, basta che riprende. Devo fare proprio una ripresa, devo superare i limiti di YouTube. Quando è una diretta? Io di solito, vedi, questo qua è durato 36 minuti. Devo fare una diretta di 24 ore. Devo far uscire YouTube. Dici, questo è 2 giorni in piedi vicino al cellulare. Se fa una bella, ti giuro, se fa una bella scaricata d'acqua, no, dove devo aspettare proprio una tempesta, sai, quelle serate con i fulmini, i tuoni, metto il cellulare appoggiato sulla finestra, parlo un poco, poi dico ragazzi vado a dormire, se volete vedere il video guardatelo fino a domani mattina e me ne vado a dormire, non rimango là. Vabbè, sì, sì, sicuramente penso di sì. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Voglio cercare. Ah, ma sta col TV, perché sono velenoso. No, voglio cercare questo asteroide che mi ha detto Stella. Voglio vedere che succede su questo asteroide. Sarebbe in rotta di collisione con la Terra. Solo questo ci manca e stiamo a posto. Quindi andiamo a vedere. No, c'è da stare, però no, ci deve stare una pioggia bella esagerata, maltempo, quindi io metto il cellulare fuori al balcone, lo copro perché non si bagni e faccio la nottata tutta del maltempo, faccio la diretta proprio. Chiunque andrà a qualsiasi orario a vedere la diretta vedrà il maltempo, quindi anche se non mi sente a me di parlare, io dico ragazzi, io vado a dormire, quindi guardatevi la diretta se, se volete. Vabbè ragazzi, fatemi andare adesso, voglio cercare un attimo sta notizia, mentre non la trovo, qua è una festa. Devo girare un po' il mondo qua un attimo. Ciao Avvocatella, ciao Vipero, ciao Stella, ciao Giorgio, ciao a tutti. Ci sentiamo dopo. Va bene, ciao.